questo progetto ha proprio questa vocazione, cioè che è quella di portare il credito cooperativo soprattutto ad un passo ancora superiore. Il credito cooperativo ha dalla sua parte il grande vantaggio di essere un movimento che porta sviluppo, che porta beneficio al proprio territorio, e quindi proprio in quest'ottica il nostro desiderio è quello di fare un progetto che abbia un'ottica di servizio alle famiglie, alle imprese, ma un'ottica anche di sviluppo del territorio. Quindi in questo senso ci candidiamo proprio a diventare, al di là delle dimensioni, un punto di riferimento importante per il territorio. La dimensione ha la sua importanza e il riferimento territoriale appoggiato ad una dimensione così importante ci dà la possibilità di servire molto bene soci, clienti e il nostro territorio di riferimento. Qual è l'auspicio di questa integrazione, di questa sinergia che si crea oggi qui a Mestre? È proprio quello di mantenere vivo il credito cooperativo nella sua essenza, quindi la vicinanza al territorio, con gli strumenti che oggi sia i soci che i clienti chiedono, e soprattutto i giovani che vengono avanti hanno esigenze diverse e noi saremo in grado di fornirgliele. Vantaggi ce ne saranno per i nostri soci, per i nostri clienti, per l'immagine della banca, chiaramente, che sarà la banca più grande, lo è già la nostra Prealpi, all'interno del gruppo Cassa Centrale, gruppo che è fra i primi 8 gruppi a livello nazionale. I vantaggi saranno quelli di una banca più dimensionata, che coprirà un territorio ancora più grande rispetto all'attuale e sarà in grado di offrire alla clientela ancora maggiori prodotti e servizi e anche una qualità ancora superiore rispetto al passato, grazie appunto a questo rafforzamento che ci permetterà di cogliere non poche economie di scala e anche di scopo e di fare sinergie fra noi. È un anno che lavoriamo a questa operazione, ma anche prima, insomma, ecco, la convinzione che fosse necessario aumentare le dimensioni per realizzare economie di scala e di scopo e quindi liberare risorse da investire nel nuovo che avanza, no? Perché lì fuori ci sono i millennials che vogliono dei servizi probabilmente molto diversi rispetto a quello che noi oggi forniamo. Ecco, dobbiamo pensare a loro, ma non solo pensare a loro, dobbiamo pensare come loro. E nello stesso momento dobbiamo pensare invece a quelli che sono i clienti più tradizionali che comunque vanno accompagnati, insomma. Concretamente, che cosa porterà questa integrazione? Ma io credo che i correntisti abbiano sempre il desiderio di poter avere quello che c'è, il meglio del mercato, e su questo è fondamentale che noi ci approcciamo proprio per dare i prodotti ed i servizi migliori che possiamo offrire. In questo senso quindi i nostri correntisti, oltre ad avere chiaramente il personale che sono abituati ad incontrare, di cui hanno molta fiducia, avranno anche l'opportunità di poter avere nuovi prodotti, nuovi servizi e quindi ampliare quello che è una potenziale operatività con la banca, ma sempre a loro vantaggio.